E allora siamo qua a casa della Michela, di Fabrizio, e insomma, a volte le notizie sono, spesso, io tra l'altro scrivo sul Gazzettino dove scrivo di cronaca nera, quindi incidenti, tutte cose insomma non belle, però devo dire che insomma in questo ultimo periodo insomma ci sono state diverse cose che mi hanno dato soddisfazione. Allora una è, adesso arriviamo alla storia vostra, adesso parliamo meglio, un'altra anche c'è stata insomma quel ragazzo di Chioggia, quel ragazzo con 50 anni che si è buttato in acqua e ha salvato, sì. Così abbiamo salvato quella signora Venezia che penso che sia un motivo di orgoglio per la città, e quindi ultimamente le notizie belle stanno venendo fuori, quindi mi dà più forza. E allora insomma sapete tutti Michela, che è la mamma di Giada, che insomma la Giada, questa bambina purtroppo ha una sfilza di una grave disabilità. Proprio la bambina non era in fascia, sì, nella sua fascia, comunque adesso l'ASL stiamo cercando appunto dovrebbero metterla in alto bisogno, cosa che lei si aspetta, perché è una bambina così grave che comunque ha bisogno di assistenza appunto 24 ore al giorno, per questo io non posso andare a lavorare perché devo tenerla. Come dire, dopo si è mossa proprio l'intera popolazione, io non saprò mai come ringraziarvi tutti, proprio Chioggia, Sottomarina, anche alle zone limitrofe, Torino, da Vicenza, cioè proprio tutta Italia, una cosa impressionante, io sono proprio grata con, non so, tutto il cuore. Sei tu? Sì, appunto, io non so come ringraziare tutti dal primo all'ultimo, proprio dal centesimo alla cifra più grande, cioè nel senso non cambia, proprio un grazie di cuore immenso. Poi posso dire, mi sembra che questa gente che ti ha aiutato non si è messa in mostra per niente, cioè sì. Io so, diciamo che c'è qualcuno che, ma voglio dire, non si sa niente chi siano. So che l'ultima volta una persona, non parliamo di cifre, sì, non si sa neanche chi è, una persona venuta da lontano in macchina proprio per conoscermi. E quindi voglio dire, questa cosa qua, di questa, diciamo, questa grande prova che state passando con la bambina che ha queste gravi disabilità, però credo che questa sia una bella notizia, la solidarietà della gente, certo, che si sono fatti vivi, insomma questo. Voglio ringraziare anch'io, nel senso, perché veramente tutti, anche mio marito è un po' timido, Fabrizio non vuole fare, e qui c'erano noi. Io ringrazio tutti anche al posto di mio marito. Grazie, di cuore proprio, col cuore. Ecco, io sono contento con te veramente. Grazie, sì.